Bentornati a Spazio Volontariato, la trasmissione a cura del Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo, che ogni settimana torna a proporvi notizie, informazioni, appuntamenti, ma anche approfondimenti dal mondo del volontariato nella nostra provincia. E come tutte le settimane abbiamo un ospite che ci racconta appunto qualcosa del mondo, del variegato mondo del volontariato polesano, e l'ospite di questa settimana è Giancarlo Brandolese, presidente dell'associazione Amici di Elena, un'associazione che si occupa di disabilità, che nasce a contatto con il mondo dello sport, ma che, come vedremo, si occupa soprattutto del tempo libero. E passo subito la parola in realtà al mio ospite per chiedere appunto a te, Giancarlo, di raccontarci che cos'è questa associazione e che cosa fa Amici di Elena. Sì. Grazie, saluto tutti. Allora, Amici di Elena. Amici di Elena è un'associazione di volontariato che nasce nel 2006 dall'Associazione Sportiva per Disabili Unisport di Rovigo. Perché questa germinazione? L'Unisport è un'associazione che faceva tante attività sportive e a un certo momento ha iniziato a fare anche attività non sportive, tipo realizzare cortometraggi, fare attività musicali, eccetera, che però col passare del tempo diventa sempre più difficile gestirla e anche banalmente, se vogliamo, ma non troppo, trovare le risorse finanziarie per poter fare queste attività. E allora abbiamo pensato che era giusto che nascesse questa associazione di volontariato che si staccasse ovviamente, fosse assolutamente indipendente da Unisport e che prendesse in mano tutte queste attività non sportive in maniera tale che da poterle poi gestire al meglio e perché no anche crearne di nuove e aumentare quelle che erano le possibilità per le persone disabili in genere, insomma. Ecco, quindi questa è in breve la motivazione per cui siamo nati, perché Amici di Elena è nata. Perché Amici di Elena? Perché questo nome? Un atleta dell'Unisport, Elena Paparella, è venuta a mancare non ancora maggiorenne. E allora abbiamo appunto pensato che fosse una bellissima cosa ricordarla in questo modo, cioè dando il nome all'associazione, Amici di Elena appunto. Ecco, perché lo sport è un tema interessante, quello dello sport e della disabilità, in parte conosciuto, se vogliamo, attraverso la dimensione, diciamo, delle Paralimpiadi, questi settori dello sport legati appunto al mondo della disabilità, ma perché la scelta, ecco, di avvicinarsi a un mondo e di essere a supporto di questo mondo dello sport? Sì. Allora, lo sport verso il mondo della disabilità è assolutamente importante. Innanzitutto è un modo perfetto per mantenere il fisico in forma. Pensiamo per esempio alle persone che hanno avuto problemi di incidenti stradali e sono in carrozzina. Praticare lo sport, magari in particolar modo il nuoto, diventa assolutamente importante per mantenere le residue facoltà motorie. Vi sono poi persone che hanno problemi di stabilità intellettiva, eccetera, che attraverso lo sport trovano anche rilassatezza, si calmano, riescono a scaricare determinate tensioni. E poi banalmente fare attività sportiva diventa piacevole, diventa un qualcosa che impegna il tempo, che porta a socializzare, a conoscere altre persone, confrontarsi con persone che hanno gli stessi problemi o anche con problemi diversissimi, però riuscire anche a trovare appunto questi stimoli e trovare anche un modo per migliorare se stessi e trovare degli obiettivi, insomma. Esatto, avere degli obiettivi, avere un ruolo, far parte di una squadra, Esatto. Confrontarsi con gli altri, Esatto. Quindi una dimensione, come dire, fisica, si diceva, sì. Banalmente tenersi in forma, sì. banale ma importantissimo, ma soprattutto una dimensione anche socializzante sì, e anche di valorizzazione della persona, certo. che poi si esprime attraverso lo sport e compete anche con altre persone. E mi sembra di capire che Amici di Elena, dal tipo di attività che svolge, si rivolga soprattutto al
all'ambito, diciamo, del tempo libero. Sì. Spesso quando si parla di volontariato, quando si parla di temi sociali, in realtà si parla molto di assistenza, mentre un approccio molto interessante, che è quello del volontariato, per esempio al problema della disabilità, è quello della valorizzazione del tempo libero e della valorizzazione della persona. Ecco, che tipo di attività svolge Amici di Elena per appunto in questo ambito? Dunque adesso noi stiamo per far partire un appartamento a gennaio, un appartamento che è venuto in uso gratuito dalla provincia di Rovigo e nel quale andremo ad ampliare quelle che già sono le attività che abbiamo già fatto e che in questo preciso momento siamo un po' fermi, appunto proprio perché siamo in attesa di avere questo spazio nuovo dove poter fare queste nostre cose. Però in parole povere noi abbiamo fatto attività di utilizzo del computer, personal computer. A Feni del Turco abbiamo, grazie alla parrocchia, una sala multimediale con 10 personal computer, però purtroppo è fruibile solo nella stagione calda perché per vari problemi non è utilizzabile d'inverno. Abbiamo fatto delle esperienze di barca a vela nel Delta, non tanto da un punto di vista sportivo, quanto proprio da un punto di vista di divertimento, di passare una giornata all'aria aperta, di provare delle cose nuove, tipo andare in barca a vela, insomma, ecco. Organizziamo comunque feste, gite, siamo stati diverse volte in montagna. E siamo di supporto comunque all'Unisport, perché quando c'è da portare una squadra con 20 atleti in giro per l'Italia c'è sempre bisogno di qualche accompagnatore, di qualche autista, eccetera. Poi accompagniamo 2 volte al mese al bowling dei ragazzi dell'Unisport che stanno sperimentando questa specialità. Siamo stati, grazie al bowling, in Germania nel 2010 ospiti per fare una gara e quindi sempre gli Amici di Elena hanno accompagnato dei ragazzi disabili, eccetera. Ecco, il nostro, spesso e volentieri facciamo da accompagnatori o cose di questo genere, però stiamo anche progettando delle cose, tipo per esempio realizzare dei cortometraggi. Ogni 2 anni, questa è un'attività dell'Unisport, adesso l'abbiamo preso in mano noi, ogni 2 anni facciamo un cortometraggio che poi dopo mandiamo ai vari festival legati appunto ai corti. Cortometraggi con ovviamente attori assolutamente disabili e quindi c'è questa particolare esperienza che coinvolge per tanto tempo, per tanti pomeriggi, attori disabili, genitori, volontari ovviamente, che devono realizzare una sceneggiatura, dopo occuparsi per quanto riguarda le luci, i costumi, queste cose, insomma, per arrivare alla fine di un prodotto finale che normalmente è molto apprezzato, in quanto risulta sempre essere vincitore di premi nelle varie manifestazioni che ci sono in Italia e anche all'estero. Un nostro cortometraggio è stato addirittura chiesto da un festival indiano. Io non so come abbiano fatto a sapere questa cosa, che noi facevamo queste cose, però l'hanno saputo. Evidentemente la voce si è sparsa, come dire. Esatto, sì, quindi venendo appunto a quest'ultima cosa, i cortometraggi sono anche questi un modo poi per creare socializzazione, per creare degli spazi di animazione, sempre dandosi poi un obiettivo. Mi pare che l'obiettivo sia raggiunto, perché vincere poi a un festival è sicuramente... Fresca, l'ultima iniziativa che stiamo facendo al sabato mattina è un progettino, una cosa che abbiamo chiamato Scanzonando, e praticamente un bel gruppo che ogni sabato aumenta, di ragazzi, di persone disabili, e si ritrovano a cantare e a fare attività musicale con l'aiuto di 2 musicisti professionisti, basta citare Cristiano Gallian, che è il chitarrista del Gen Rosso, il suo amico Marco Pollice, che accompagnano in un percorso musicale questi ragazzi. Alla fine di questo percorso noi vorremmo arrivare a far realizzare un CD, anche con musiche originali e con testi originali, che
i fruitori stessi hanno elaborato e hanno preparato, hanno pensato, insomma. Siamo solo all'inizio, quindi ci vorrà del tempo, però vedo che i ragazzi, le persone vengono con grande entusiasmo e continuano a chiederci se magari si può fare qualche giorno in più, quindi questo è positivo, insomma, perché se c'è questa esigenza, questa richiesta, è chiaro ed evidente che la cosa piace. E, il nostro motto, che poi era il motto di Elena, è parola d'ordine divertimento. Cioè, i ragazzi devono divertirsi, le persone devono divertirsi. E quando questo avviene noi abbiamo raggiunto il nostro scopo, insomma. Ecco. Ecco, permettimi una battuta così, interrompendo un attimo il racconto delle cose che hai fatto, ma appunto mi è venuta così, parlando di divertimento, si associa spesso il divertimento a qualcosa di futile, se vogliamo, no? E in che senso invece quello che fate è utile? O se vogliamo, in che senso quello che fate poi integra, no, quelli che sono i normali servizi rivolti alle persone con disabilità? Certo. Certo, allora, il divertirsi pone chiunque in uno stato di benessere, in uno stato di benessere e di conciliazione verso, anche con l'altro, con le altre persone, e questo è un valore, credo, universale di tutte le persone, disabili o meno che siano. E quindi raggiungere questo stato migliora sicuramente la vita, la percezione di vita di tutte le persone e anche in particolar modo le persone disabili. Ecco, noi lavoriamo spesso con persone che hanno problemi intellettivi, ritardi e cose di questo genere. Il fatto che i genitori ci raccontino che i ragazzi tornano a casa sereni, spensierati, più tranquilli, ecco, è qualcosa di molto importante. Abbiamo fatto una sorta di terapia, se vogliamo, senza andare alla ricerca della terapia. Se pensiamo un attimo a Patch Adams con la teoria dei clown in corsia, dove lui lavorava e si era riscontrato una diminuzione dell'uso di medicinali. Ecco, adesso io non voglio arrivare a questo, non voglio, per carità, però noi vogliamo che sì, le persone stiano bene e quindi ecco che il divertirsi, il divertimento, sano ovviamente, non lo sballo, porta a migliorare lo stato d'essere, il sé. Ed è questo appunto che banalmente, in maniera semplice, noi